Venerdì 7 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Manuela Corsi, buongiorno. Oggi parleremo di Roccaraso in Abruzzo, invasa dagli sciatori richiamati da una TikToker. E poi sarà con noi Totino, protagonista a teatro di Miseria e Nobiltà a Catania. E poi incontreremo l'autrice di un libro importante, Liberi di guarire. Ma innanzitutto le notizie delle ultime ore, calato il sipario sui festeggiamenti in onore di Sant'Agata, un'edizione che sarà ricordata per l'ordine e la compostezza. Rispettate quindi le consegne dell'arcivescovo Renna, boom di ascolti per le nostre dirette televisive e in streaming. Agata guarda la città, guarda l'Etna. Sono le 11:30 del 6 febbraio quando Sant'Agata è già posizionata sul suo tronetto davanti l'ingresso della cattedrale di Catania e si gira per l'ultimo saluto ai suoi cittadini. Poi si è rivolta verso l'interno della cattedrale e poi adesso di nuovo, quasi proprio per l'ultimo saluto, l'ultimo arrivederci, di nuovo verso Piazza Duomo e adesso in cattedrale, a casa possiamo dire. La Santa Patrona viene sollevata dall'abbraccio del suo popolo bianco. Pochi minuti dopo, quelle braccia diventano le sue gambe e ondeggiando Agata rientra in cattedrale tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, i telefonini puntati, gli occhi gonfi di lacrime e il cuore colmo di gioia e tristezza perché passerà un anno prima di rivederla di nuovo in giro per la sua città. All'altare dove sosserà nei prossimi momenti. Tutti coi fazzoletti in aria. La giornata del giro interno era incominciata 18 ore prima. Sono le 17:15 quando Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta per tutta la notte. L'edizione del 2025 si caratterizza per l'ordine e la sicurezza, nonostante l'immancabile pienone di devoti cittadini, pellegrini e turisti. Alle 6:30 i fuochi del borgo. Alle 9:40 è il momento della salita di San Giuliano, intrapresa al passo. 9:40, però il centro è rimasto pieno e infatti è assolutamente a passo. Sono le 10:18 quando le monache di clausura intonano il loro canto in via Crociferi e poi spediti verso Piazza Duomo. La maratona TV di Antenna Sicilia e Telecolor ha raggiunto il mondo intero grazie allo streaming sulla Sicilia Web, guardato da un impressionante numero di spettatori da tutta Italia, Germania, Malta e Regno Unito nella top 10 degli accessi, ma anche da paesi come Brasile, Indonesia, Thailandia, Mauritius, Kenya. Devoti tutti e in tutte le lingue del mondo. E adesso l'altra faccia della festa, in corso la rimozione della cera, serviranno almeno altre 24 ore per riaprire al traffico via Caronda e un tratto di via Etnea, quello all'altezza di Piazza Cavour. Il rientro a casa di Agata poco prima di mezzogiorno sancisce la fine della festa, quindi tempo di bilanci e soprattutto del ritorno alla normalità. Passata la Santa, già dalle prime ore del mattino la Gema, società aggiudicataria della polizia nell'Ottocentro, è all'opera per rimuovere tonnellate di cera riversate sulla sede stradale. L'obiettivo è ripristinare la viabilità entro 48 ore, quando sarà il grip test che sarà effettuato con un mezzo dei vigili urbani a dare il via libera alla riapertura di via Caronda e di un tratto di via Etnea. Un meccanismo mai collaudato che perfezioniamo di anno in anno. Non appena la Santa è partita da Piazza Cavour, dal borgo, siamo subito intervenuti, abbiamo iniziato la rimozione della segatura con i vari bobcat accompagnati dalle spazzatrici immediatamente. Quanto tempo servirà per ripristinare il tutto? Allora, per quanto riguarda la rimozione della segatura, sicuramente entro oggi il grosso della segatura viene rimosso. Sono già all'opera i cannellisti in questo momento, i cannellisti e le idropulitrici che lavoreranno H24 non stop fondamentalmente per cercare di consegnare entro 2 giorni. Nel percorso di Agata si segnala la caduta di una lastra di metallo da un balcone di via Umberto che ha ferito in modo non grave una donna, a testimonianza dei potenziali pericoli dall'alto che noi stessi avevamo denunciato alla vigilia della festa. Dal basso invece prendiamo atto che ancora una volta siamo stati ascoltati. La cabina telefonica che vedete era adagiata sul marciapiede di via Libertà da oltre 3 settimane con tanto di sopralluogo dei vigili urbani. Dopo il nostro servizio e in vista del passaggio della Santa è stata finalmente rimossa e qualcuno grida già al miracolo.
Adesso la parola a Emanuela Corsi per la rassegna stampa. Finita la festa, Michele, naturalmente si tirano un po' le somme di questa edizione del 2025. Allora andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania della Sicilia con le parole di Monsignor Renna, che ha detto: il cambiamento c'è ma serve di più. Al termine delle celebrazioni per la patrona il bilancio appunto dell'arcivescovo. I compiti assegnati ai devoti sono questi: basta spaccio con i bimbi in braccio, basta madri di 16 anni e più impegno per le periferie. Dicevamo, le parole di Renna sono chiaramente positive, il cambiamento c'è, dà un giudizio appunto positivo sulle celebrazioni per la Santa Patrona appena concluse, però ancora non basta. Ai fedeli, ai devoti in bianco, innanzitutto assegna 3 compiti per il prossimo anno, per il 2026. Catania, per essere liberata, ha detto l'arcivescovo di Catania, ha bisogno di questo: mettere in condizione le persone di delinquere di meno, rendere i ragazzi più responsabili e avere quartieri dove si rispettino più le regole. E poi c'è anche il giudizio, il commento del sindaco e del prefetto, lo vediamo qui, ha vinto la legalità. Agata, il dolce rientro, è stata una festa composta, comunque dove è stato sottolineato più volte l'ordine da parte di tutti i partecipanti, dei devoti, dei fedeli. Bene, grazie Emanuela, noi andiamo avanti con le notizie. Dalla Libia a Lampedusa finisce in tragedia l'ennesima traversata della Speranza, sono morti 2 migranti, la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Ancora una tragedia del mare a Lampedusa. 2 migranti hanno perso la vita dopo uno sbarco avvenuto sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Uno è stato trovato senza vita sulla battigia, mentre un altro, in evidente stato di ipotermia, è espirato poco dopo al poliambulatorio dell'isola. Il gruppo, composto da 44 persone, tra cui una donna di nazionalità bengalese, egiziana, pakistana e marocchina, era partito ieri sera da Abu Kammash in Libia, pagando ai trafficanti $3.500 ciascuno per affrontare la traversata su un barchino di 9 metri. Sono stati gli stessi superstiti a segnalare alla polizia la presenza di 2 compagni in condizioni critiche. I migranti intercettati lungo la strada sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, mentre le salme sono state portate al cimitero dell'isola, dove la procura di Agrigento ha disposto l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso, probabilmente dovuto all'ipotermia. L'imbarcazione è stata sequestrata. Emanuela, ne parlano i quotidiani di questa tragedia, di questa ennesima tragedia? Sì, ne parlano, vediamo sempre la Sicilia, pagina 7, Michele, Lampedusa, 2 migranti morti dopo lo sbarco, ma è anche battaglia per i 43 richiedenti asilo. Nel giorno in cui ancora 2 migranti sono morti a Lampedusa nel tentativo di raggiungere l'Italia a bordo di barche di fortuna, sono stati depositati i primi ricorsi contro il diniego della protezione internazionale dei 43 migranti che, dopo l'annullamento del trattenimento, ricordiamo, nel centro per il rimpatrio di Jader in Albania, da sabato scorso sono stati riportati nella Cara di Bari. A presentarli è stata quasi la metà del gruppo dei 43 richiedenti asilo bengalesi ed egiziani, quindi ancora morti nel Mediterraneo, ma ancora scontro per quanto riguarda questi trasferimenti appunto in Albania dei migranti. Grazie Emanuela, torniamo a Catania, il dramma degli sfollati di Trappeto Nord. Cadono nel vuoto le soluzioni abitative e temporanee che sono state via via indicate dal Comune, e resta però il disagio per i ritardi nel ripristino del gas. Un panorama spettrale con 2 palazzine sventrate e cumuli di macerie ovunque. Un'enorme voragine realizzata per risalire alle cause e soprattutto all'origine della fuga di gas. Poi il nulla. Ecco quel che resta dell'esplosione che il 21 gennaio scorso ha sconvolto Trappeto Nord. Alcune transenne ed una recinzione delimitano ancora la zona rossa, ma dove sono gli abitanti di via Fratelli Gualandi?
Di sicuro non sono la festa di Sant'Agata, hanno altro a cui pensare visto che si ritrovano senza un tetto e ancor peggio, senza certezze. Aspettano e sperano che il telefono squilli in attesa di una proposta abitativa. Le precedenti, le suore o l'abitazione abusiva di Via Mameli sembrano già cadute nel vuoto. Non abbiamo ben compreso quale sarà il futuro di questi residenti perché l'amministrazione dà tante potenziali soluzioni che però poi non si concretizzano. Sugli sfollati di Trappeto aleggia lo spettro di Via Castromarino. Praticamente metà di quella palazzina è rimasta in piedi senza abitabilità, agibilità, non possono entrare in quelle case, continuano a pagare tributi locali e anche il mutuo e queste persone non hanno una casa. E ricordo che è vero che era un'amministrazione diversa, ma all'epoca l'attuale sindaco era assessore al ramo. E ci potevano pensare un attimino prima, no? Invece non è successo nulla, hanno dato all'epoca, perché abbiamo pressato all'amministrazione un bonus una tantum e poi alla fine si sono dimenticati di queste 8 famiglie di Via Castromarino. Intanto prosegue a rilento il ripristino del gas. Continua Emanuela con la rassegna stampa siciliana. Sì, partiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo che oggi apre con le possibili ripercussioni di quella che è la politica commerciale di Trump per quanto riguarda la Sicilia. Quindi leggiamo le frontiere chiuse dei vini. I dazi minacciati dal presidente Trump mettono in pericolo l'export siciliano verso gli Stati Uniti. Tra i settori più colpiti c'è l'agroalimentare. Flessione prevista del 16% e 700 addetti sono a rischio. I produttori lamentano gravi danni per le etichette di fascia alta che appunto vengono esportate proprio negli Stati Uniti. E poi un altro tema che vediamo in prima pagina nel taglio alto, la Vucciria, siamo a Palermo, Movida sotto scorta. Dopo gli episodi di violenza viene rafforzata la vigilanza, un presidio di polizia tutta la notte. Quindi Palermo ancora alle prese con la malamovida. E poi un'altra emergenza, bus nel mirino delle baby gang, 6 raid in un mese. Oggi c'è anche questa notizia in primo piano, le parole del presidente Schifani per quanto riguarda i rifiuti in Sicilia, ombra dei clan sugli inceneritori, l'allarme in 2 relazioni. Ancora, vediamo altre notizie, il personaggio Emiliano Abramo, lo sponsor di Forza Italia per lo Ius Schole. Abramo è stato il candidato del Campolargo per le amministrative catanesi, poi lui si ritirò quasi alla fine, fece un passo indietro per motivi familiari, adesso Forza Italia lo ha scelto come totem del DDL sul Ius Schole. E poi vediamo nel taglio basso anche lo sport, il calcio, finalmente è arrivato poi Ampalo che vestirà la maglia rosanero, la maglia numero 19 in nome di Schillaci. Andiamo a vedere all'interno la notizia in primo piano, quindi il vino che il settore comincia a tremare per lo spettro dei dazi, appunto lo spettro dei dazi agita il mercato siciliano, export negli Stati Uniti in calo, le misure di Trump minacciano l'agroalimentare, perdite stimate fino a 74 milioni e 700 addetti a rischio. I produttori dicono speriamo nella soluzione diplomatica e intanto si punta su altri paesi. Andiamo a vedere quali sono i vini più esportati, appunto quelli che vengono particolarmente amati negli Stati Uniti. C'è il Nero d'Avola, il Grillo, l'Etna bianco e rosso, il Cataratto, il Carricante, il Frappato, Zibibbo e la Malvasia. Questi sono i vini più amati dagli americani. E quali sono gli stati che bevono più siciliano? New York, il New Jersey e la California. Per quanto riguarda le città, queste sono anche delle curiosità, Chicago e Las Vegas. In crescita ci sono anche gli stati Oregon, Texas e Florida che a quanto pare amano particolarmente i nostri vini. E poi c'è un'intervista alla presidente di Assovini a pagina 3, Mariangela Cambria. Le etichette dell'isola sono di fascia alta, il danno quindi sarà maggiore. Vediamo anche le altre notizie, il tema dei rifiuti inceneritori, c'è il rischio di infiltrazioni, l'allarme della Commissione nazionale. Schifani audito dall'organo nazionale di inchiesta appunto sui rifiuti, flop differenziata, si parla di discariche pericolose per la salute.
Ancora vediamo a Palermo la Malamovida. Quali sono le soluzioni? Vigilanza tutta la notte, la vucciria presidiata contro risse e degrado. Il prefetto accoglie l'allarme dei residenti, pattuglie interforze stazioneranno nei vicoli del mercato. La misura partirà nelle prossime settimane e andrà avanti dalla sera sino all'alba. La prima pagina della Sicilia, vediamo intanto il caos rifiuti in apertura per colpa della mafia, Schifani attacca i RAS delle discariche, audizione in commissione, rilancio sui termovalorizzatori e poi vediamo anche la festa di Sant'Agata in prima pagina, qui nella fotonotizia, l'ordine di Agata, processione infinita ma più composta, Renne, il cambiamento non finisce qui come abbiamo visto poco fa, la soddisfazione di sindaco e prefetto. Sempre dalla prima pagina l'intervista a Catena De Luca che annuncia ora cambio vita, ecco la mia metamorfosi. C'è una intervista di Mario Barresi oggi sulla Sicilia, poi vediamo ancora altre notizie, l'intervista a Cristiano Malgioglio, dopo Sanremo mi manca soltanto di recitare al cinema per Almodovar e poi mi ritiro. A Catania cantiere Castello Ursino, trasferite le opere. Castello Ursino che da oggi sarà chiuso proprio per degli interventi di riqualificazione per ben 2 anni. E poi per la cronaca, sempre a Catania, minaccia e ferisce vigile, va a processo. Lavori non solo al Castello Ursino ma anche sull'autostrada A18 che collega Messina con Catania, chiusure notturne in 2 weekend tra Tremestieri e Roccalumera, siamo nel messinese. E poi c'è questa notizia che arriva da Caltanissetta, strage di via D'Amelio, impossibile risalire ai mandanti esterni, è stata chiesta l'archiviazione. Andiamo all'interno della Sicilia, vediamo proprio questa notizia, c'è questa svolta, via D'Amelio, impossibile trovare mandanti esterni. La procura chiede quindi l'archiviazione bis del procedimento contro ignoti. La GIP fissa l'udienza camerale per non accogliere l'istanza. Ieri il premio francese, Mario Francese, a Palazzolo, ex equo Esposito e Passantino. E ancora vediamo l'intervista a De Luca, che abbiamo visto anche in prima pagina. De Luca, ecco la mia metamorfosi, il leader di Sud chiama Nord, dice cambio vita, addio ansia da prestazione e manie di protagonismo, stampella del centrodestra, non ho tradito i miei elettori ma ora voglio che le cose si facciano. Vediamo ancora qualche piccolo pezzo appunto di questa intervista, addio al progetto basato sulla mia persona e una militanza a punti per non essere più un taxi per i cambia casacca, queste le sue parole. Poi niente lezioni di coerenza da Nuccio Di Paola ed Anthony Barbagallo, giustizialista, finto, dice, con loro progetto di governo non credibile, quindi per quanto riguarda il famoso Campolargo. Schifani o Galvagno, capitano, se non posso farlo più io, in politica siciliana serve un ricambio generazionale. Queste alcune frasi appunto di De Luca. Vediamo la Gazzetta del Sud di oggi. La prima pagina, ecco, ti faccio vedere questa notizia, Michele, perché si torna a parlare della Baesian, l'affondamento della Baesian, certezze e nubi da diradare. La tragedia, ricordiamo, del veliero avvenuta nel Palermitano, esattamente vicino, ecco, Palermo, a pochi chilometri. Solo una porta stagna trovata aperta tra la sala macchine e il gavone di poppa. Guasti a bordo. A luglio il consulente della Procura di Termini Imerese depositerà la perizia. Da metà aprile ci inizierà invece il recupero del relitto. Il veliero, ricordiamo, che è affondato nel Palermitano ed è costato la vita a 7 persone, tra cui proprio il proprietario, il magnate Mike Lynch. Andiamo all'interno della Gazzetta del Sud, vediamo questa notizia che oggi è riportata da tutti i quotidiani, che riguarda i rifiuti siciliani, discariche, gli affari della criminalità. Schifani punta sui termovalorizzatori. L'audizione del governatore davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, da chiarire la posizione della regione sul progetto di Lentini. E vediamo anche qui
un'intervista a Cateno De Luca, la nuova fase per Cateno De Luca, che domani ospiterà tutti i partiti dell'Ars in una grande convention che è stata organizzata a Palermo, ma che è avvolta da un alone di mistero. Poi si torna a parlare della famosa legge per aiutare le donne, legge che era rimasta al palo all'Ars, femminicidi, aiuti alle donne, asse Palermo-Roma per la legge. Si riapre il percorso normativo appunto all'Assemblea regionale siciliana. Vediamo velocemente anche la prima pagina del Giornale di Sicilia. L'apertura è questa: la burocrazia dei mal di pancia. Il turnover dei dirigenti annunciato da Schifani nel rispetto delle norme anticorruzione provoca malumori in giunta. Dopo Tamaio anche Turano e Savarino chiedono lo stop. Fa discutere la nuova mappa dei dipartimenti regionali, ma il presidente è deciso, vanno a 50 all'ora, rispetto a loro mi sento un marziano. E poi appunto il premio Mario Francese, ecco qui, Francese un esempio per i giovani, teatro Politeama affollato di studenti per la consegna dei premi. Grazie Manuela, ci ritroveremo tra poco per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Adesso invece diamo un'occhiata al traffico di questa mattina, ci colleghiamo con il sovrintendente Russo della Polizia Stradale da Catania. Buongiorno e benvenuto. Come va la situazione dopo la festa di Sant'Agata? Buongiorno direttore, a lei e a tutti i telespettatori della sezione di Catania del compartimento Polizia Statale Sicilia Orientale. Al momento registriamo solo i consueti rallentamenti dovuti all'ora di punta, in particolare sulla diramazione della 18 in direzione Catania Centro e sulla tangenziale di Catania sin dallo svincolo dei Paesi Tinei in direzione sud. Lo stesso vale per la 18 Messina-Catania in direzione Catania, dove oggi abbiamo un'importante novità alla quale vi invito a prestare particolare attenzione, perché a causa dei lavori di rifacimento della sede stradale, dalle ore 7 di stamattina di oggi fino alle 18 del 10 febbraio, quindi tutto il fine settimana fino a lunedì pomeriggio, resterà chiuso lo svincolo di Acireale in uscita per i veicoli provenienti da Messina in direzione Catania. Sulla autostrada 18, sempre sulla 18 nel tratto però Siracusa-Modica in direzione Siracusa, ad oggi l'autostrada è interdetta alla circolazione dallo svincolo di Aola fino allo svincolo di Cassibile. L'unica strada alternativa è la statale 115. Però si sta lavorando affinché sin da oggi, notizia degli ultimi minuti, sin da domani dalle ore 13 possa essere ripresa la regolare viabilità. Sulla 19 Catania-Palermo persiste la chiusura del svincolo di Enna in entrata e in uscita, sulla carreggiata direzione Palermo per chi proviene da Catania, quindi è necessario uscire a Molinello o a Dettaino. Problematica simile anche sempre sul conto della 19 per chi proviene da Castellaneta, c'è la chiusura della rampa di immissione alla 19, ripeto, dell'ultimo Castellaneta in direzione Catania. Per quanto riguarda le strade statali, qualche rallentamento rilevabile sempre sulla statale 121 Fabiano Tauro e Mestelbianco in direzione Catania, mentre sulla SS 192 Valle del Taino la stessa è interdetta a traffico per la demolizione dell'omonimo ponte e quindi è necessario utilizzare il percorso alternativo della 19 autostradale tra Agira, Cadenanova e viceversa. Prima di chiudere il collegamento vorrei fare un appello a tutti gli utenti della strada a non demonizzare i correttivi al codice della strada già in vigore dal 14 dicembre, come fossero una mannaia per tutti noi consumatori. Raccogliete l'occasione per informarvi bene e soprattutto per riflettere sulle reali motivazioni che hanno spinto il legislatore ad intervenire. Quindi chiedo a tutti i genitori, ai nonni, ai insegnanti, a tutti coloro che rivestono l'importante funzione di educatore, di farvi stancabili portatori della cultura della legalità e dell'educazione stradale. Facciamolo per i nostri ragazzi, anche al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea di ridurre le vittime degli incidenti stradali del 50% entro il 2030 ed un tasso di mortalità pari a 0 sulle strade entro il 2050. Dal compartimento Polizia Statale Sicilia Orientale, insieme ai colleghi impegnati quotidianamente sulle strade, vi auguro una serena giornata e un buon fine settimana. Grazie anche per i suoi preziosi consigli, sovrintendente Russo della Polizia Stradale di Catania. Adesso diamo un'occhiata, vediamo, o al Tondo Geni o a via Vincenzo Giuffrida. Ecco, questo è il Tondo Geni, vedete, traffico ridotto, relativamente ridotto, scorrevole,
quindi non ci sono problemi. Andiamo a vedere via Vincenzo Giuffrida, se vuole. Non c'è via Vincenzo Giuffrida. Comunque la situazione è questa, finita, diciamo così, l'ambaradan che c'era nei giorni di Sant'Agata, adesso la circolazione riprende regolare, poi vedremo più avanti la situazione. Intanto facciamo una pausa e tra poco con Emanuela Corsi guarderemo i quotidiani italiani. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa di quotidiani nazionali. A te la parola, Emanuela Corsi. Sì, Michele, riprendiamo col Corriere della Sera con la prima pagina. Il caso Al-Masri ancora in primo piano, un caso che si allarga e allora arriva anche in Europa. Denunciata l'Italia alla Procura dell'Aia. Meloni continua a dire: ho fatto il mio dovere, nulla da nascondere. Poi il ministro Tajani attacca: andrebbe indagata la Corte. Le opposizioni dicono: la Premier venga in aula o faremo ostruzionismo. E allora andiamo a leggere. La Procura internazionale dell'Aia ha ricevuto la denuncia di un rifugiato sudanese sull'operato del governo italiano nella liberazione appunto del generale libico Al-Masri per ostacolo all'amministrazione della giustizia, ma i giudici della Corte precisano non sono state aperte indagini. Il ministro Nordio insiste: dispiace che sia libero per un errore formale, mentre Tajani appunto dice andrebbe indagata la Corte, e le opposizioni si scagliano contro Meloni dicendo si nasconde. E poi vediamo lo scenario, gli errori e i silenzi, così la Corte Penale Internazionale con la Corte Penale Internazionale ora è alta tensione. E poi grinta, battute e toni più duri, la svolta di Elly Schlein, che ha definito la presidente Meloni presidente del Coniglio. Sempre in prima pagina c'è questa notizia, vediamo la fotonotizia dedicata all'attrice trans Carla Sofia Gascon, che è finita al centro delle polemiche dopo i post anti-Islam e contro i cinesi. Ricordiamo che l'attrice è candidata agli Oscar ed è considerata paladina dei diritti, dei diritti, è ormai sgradita però adesso a Hollywood. Anche il regista del film Emilia Perez, per il quale Gascon è appunto candidata all'Oscar, prende le distanze e dice ci danneggia, quindi post razzisti e accuse tutti contro l'attrice trans candidata all'Oscar per queste frasi contro l'Islam e i cinesi. Andiamo in America per parlare dei progetti di Trump. Trump non si ferma, interviene nella guerra in Medio Oriente e dice: sarà Israele a consegnarci Gaza. Trump va avanti, dice appunto che Israele consegnerà Gaza agli Stati Uniti alla fine della guerra. Il presidente statunitense insiste sul trasferimento dei palestinesi dalla striscia di Gaza in comunità più sicure e belle. Pronto il piano del ministro della difesa israeliano. Naturalmente questa idea di Trump è stata subito accolta con favore da Israele, ma l'Egitto dice così la tregua è a rischio. E poi Mosca commenta parole scioccanti. Vediamo ancora in prima pagina a Monfalcone le 5 allieve col niqab nella città cantiere. Tra gli studenti dell'Istituto Pertini, dove appunto il velo, il niqab in classe è diventato un caso, Monfalcone è un lembo di confine che sembra essere il centro d'Italia. Si torna a parlare della morte dell'erede dell'impero Rovagnati, la TV con Mike, le idee, lo stile Rovagnati. L'amministratore delegato, ricordiamo, morto per un incidente con l'elicottero. L'azienda e il futuro. Ancora si indaga sulle cause di questo incidente, ipotesi guasto o disorientamento del pilota a causa della nebbia. Indagini appunto sulla morte in elicottero dell'erede del gruppo Rovagnati a 500 metri dalla sua tenuta.
Vediamo la prima pagina di Repubblica, anche qui l'apertura dedicata allo scontro tra il governo e la Corte Penale Internazionale. L'Italia denunciata da un migrante sul caso Al-Masri. Tajani attacca, bisogna indagare sui giudici dell'Aia. Nordio, accusato dalla procura anche di omissione di atti d'ufficio perché ignorò l'ordine di arresto del libico. E poi Trump sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Questa un'altra proposta appunto di Trump. L'Unione Europea commenta devastante. Nuovo caso di dossieraggio questa volta finiscono in questo caso di spionaggio nel mirino appunto di questo gruppo attivisti e giornalisti spiati. Paragon rescinde il contratto. E poi a proposito di Trump partono intanto le deportazioni a Guantanamo, la maledizione di Guantanamo. Vediamo nel taglio basso, alle Dolomiti adesso il turista non piace più. Questa la protesta appunto di chi vive in questi paesi che sono sempre state mete appunto molto ambite da parte degli sciatori. Andiamo a vedere il caso di questo spionaggio, spionaggio di Stato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Israele scarica l'Italia. Paragon rompe i contratti, uso improprio dello spyware. Avete violato i patti, Roma nega, ma solo lo Stato può comprare quel Trojan, quindi su questa vicenda sicuramente si continuerà ad indagare e capire che cosa è successo. Il Manifesto scrive Cimici e Bari. C'è voluta WhatsApp per avvertire giornalisti e attivisti italiani che i loro cellulari sono spiati da un potente software e la società israeliana che lo produce ha rotto il contratto con l'Italia perché lo ha usato contro le regole. Ma il governo non risponde e nei servizi regna il caos. La Stampa, Meloni sfida la Corte dell'Aia. E poi vediamo altre notizie, sempre dalla prima pagina, questa rivolta nel carcere di Torino. Vediamo la fotonotizia. Scene da una rivolta e video esclusivi della sommossa nel carcere di Torino con l'intervento delle forze dell'ordine. Del Baesian si parla anche sulla prima pagina della Stampa. Il racconto e i fantasmi dello yacht Baesian, quei codici finiti in fondo al mare. La trama del naufragio del Baesian si intreccia a quella in cui finanza, tecnologia e intelligence si incrociano da Cambridge alla Silicon Valley. C'è sempre questa spy story sullo sfondo, appunto soprattutto sulla figura di Mike Lynch, il proprietario di questo super yacht che è naufragato in Sicilia. Vediamo la prima pagina di Avvenire. Dopo le sparate di Trump, scrive i piani di Israele per svuotare Gaza. Nell'agenda della Casa Bianca torna poi l'incontro con Putin, che potrebbe avvenire anche questo mese, un faccia a faccia tra i due presidenti appunto entro le prossime settimane. Poi si torna a parlare di caporalato e si parla del caporalato proprio in Sicilia. Vediamo ancora Paternò, addirittura sulla prima pagina di Avvenire, siamo nel Catanese, tra i disperati di Paternò per la raccolta delle arance, 30 euro per 15 ore di lavoro. Lavoriamo 15 ore per raccogliere arance, 90 centesimi a cassa. A fine giornata arrivo a 30 euro, è massacrante, ma non ho scelta. Queste sono le parole, il racconto di uno appunto dei disperati che lavora in queste condizioni. Il resto del Carlino, vediamo per quanto riguarda la cronaca qui in alto. Ancora il caso di Pierina Paganelli, la donna che è stata trovata morta nel garage. Muffa sui reperti conservati male, il DNA si è distrutto. Questo per quanto riguarda le indagini. Ancora si cerca di capire, di venire a capo di questo delitto. Ricordiamo che c'è un indagato che è il vicino di casa, Luis da Silva, ma potrebbero esserci altre persone coinvolte. Però ecco, succede anche questo, che i reperti sono stati conservati male. E ancora vediamo
il caso, appunto, la tragedia di Rovagnati nel Tagliobasso, il mistero del decollo, poi lo schianto nella nebbia, cordoglio negli stabilimenti, il papà di Pizzout era uno di noi. Accanto vediamo invece Carlo e Camilla che sono in tour in Italia, andranno dal Papa e poi a Ravenna. Il Messaggero, vediamo con la mossa antidazi del governo, i dazi appunto minacciati da Trump, come si sta preparando l'Italia, il piano 2025 di Palazzo Chigi, diversificare l'export guardando a India, Vietnam e Medio Oriente. E poi le voci di un incontro appunto tra Donald e Putin entro fine mese spingono le borse, Milano è ai massimi dal 2008 e vediamo questa notizia in apertura sul Sole 24 Ore, appunto Piazza Affari ai massimi dal 2008. L'indice FTSE/MIB sale ancora e supera la soglia dei 37.000 punti, record storico per le borse di Francoforte e Londra. Poi ancora andiamo a vedere velocemente qualche altra notizia. Il Giornale. Vediamo in primo piano stop alle auto a benzina, Europa in retromarcia, guerra alla follia green, l'ipotesi dal 2035 si potranno vendere anche le ibride, prima breccia nel muro dell'ideologia. E poi la sinistra che usa i migranti per denunciare l'Italia, appunto per quanto riguarda il caso Al-Masri e questa indagine presunta della Corte Penale che però dice al momento non ci sono indagini in corso. Vediamo in alto, primo taglio delle tasse, si parte a Pasqua, Osnato di Fratelli d'Italia, ottimista sulla riforma IRPEF, si può arrivare a 60.000 euro. Restiamo su questa pagina perché c'è un fatto di cronaca gravissimo che è avvenuto ieri, paura sull'autostrada, poliziotti sono stati presi a martellate da un francese, uno insomma è ricoverato in ospedale, fortunatamente non in gravissime condizioni. E poi andiamo a vedere Libero con questa foto dedicata a Trump, non per i dazi, non per le sue insomma le sue ingerenze per quanto riguarda l'estero, ma invece per questo basta uomini che gareggiano con le donne. Ha firmato un ordine esecutivo sullo sport, ha vietato ai trans di partecipare nelle gare femminili. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa, grazie a Emanuela Corsi, adesso diamo un'occhiata al tempo, poi parleremo di un'altra località dove c'è quello che si chiama l'overtourism, è Roccaraso, bellissima in Abruzzo, ma dove però per 2 domeniche ci sono stati 20.000 turisti richiamati, pensate, da una TikToker napoletana. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Aumenterà la variabilità nella giornata di venerdì sul nord-ovest, l'Alto Tirreno e le 2 isole maggiori per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione con le prime piogge. Sole invece altrove. Sulla Sicilia spiccata variabilità nella giornata di venerdì, giornata infatti di alternanza tra sole e nubi con qualche possibile fenomeno sparso, in particolar modo sui settori meridionali della Sicilia. La ventilazione debole con mari infatti in prevalenza poco mossi. Temperature massime stabili con picchi intorno ai 15-16 gradi. Nel corso della giornata di sabato il tempo sarà a tratti instabile sulla Sicilia, sempre con qualche fenomeno sparso. La ventilazione sarà in rinforzo, con mari infatti che risulteranno localmente mossi e in particolar modo a largo. Le temperature massime saranno in conseguente flessione di qualche grado con punte intorno ai 14-15 gradi. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Adesso siamo quasi pronti per parlare di Roccaraso, ma prima vediamo una promozione della nostra rete. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo già collegati allora con Gianluca Glorioso, che è presidente regionale FIAVET, che è la Federazione Italiana delle Associazioni Imprese, Viaggi e Turismo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, buongiorno dottore Cucuzza. Bene, grazie per essere con noi. Allora, parliamo di questo fenomeno che è successo a Roccaraso per 2 domeniche di fila. L'ultima è stata la più recente, il 2 febbraio, ma era successo già domenica 26. Con 200 pullman che sono arrivati, si calcola 10-20 mila persone sulle piste da sci. Roccaraso è una località sciistica molto bella in Abruzzo. Ora noi non vogliamo parlare con lei della potenza che ha ormai assunto la rete, quindi internet, quindi il TikTok, perché a lanciare, diciamo, l'appello ad andare a Roccaraso è stata una TikToker napoletana, ma quanto dal punto di vista di voi agenti turistici, perché questo fenomeno vi preoccupa? Non dovrebbe farvi piacere che c'è tantissima gente che va a visitare località turistiche così belle? Partiamo dal concetto che il turismo rimane tale se le località non vengono invase e quindi comunque alla base di tutto c'è un rispetto dei luoghi. Perché nel momento in cui sono prese d'assalto, qualsiasi località sia presa d'assalto, chiaramente si rispetta poco il territorio e noi tendiamo a valorizzare il territorio e a rispettarlo, quindi questo è alla base diciamo, di chi fa un turismo sano e responsabile. E quindi diciamo pure c'è una valutazione negativa sul comportamento dei turisti, in questo caso in gran parte diciamo napoletani, soprattutto perché richiamati da questa influencer su TikTok non si sono comportati in maniera corretta. Perché? Innanzitutto nel momento in cui diciamo, gli aspetti sono diversi. Allora, innanzitutto il turista che aderisce a, come dire, a questa gita giornaliera non sa quante persone si riverseranno in quella località. E poi inevitabilmente, anche se non dobbiamo affrontare il problema social, ma è da affrontare, perché ormai questo fenomeno come dire, comporta inevitabilmente una gestione malsana di quello che sono i flussi turistici. Basti pensare che coloro che si rivolgono a TikToker, ormai è tutto invaso sui social, non hanno nessun titolo per organizzare questo tipo di gita, quindi al fenomeno dell'overtourism si affianca in maniera preoccupante quello che è l'abusivismo. Non hanno nessun titolo per organizzare questo tipo di gite e non tutelano il cliente finale, perché coloro che partono in questa maniera, che sia la gita di un giorno, di 3 giorni o la settimana, non hanno nessuna tutela dal punto di vista legale in termini di assicurazioni e non hanno nessuna, come dire, e c'è purtroppo anche un fenomeno che è quello dell'evasione fiscale, perché tutti coloro che organizzano questa gita spesso versano in contante, diciamo, evadendo totalmente quello che sono le tasse da pagare anche per questo tipo di organizzazione. Certo, perché spieghiamolo bene che cosa è successo a Roccaraso. È successo questo, se non ho capito male. La TikToker, liberissima di lanciare l'appello, andiamo tutti a Roccaraso domenica e poi ancora il 26 e poi ancora il 2 febbraio. Poi però che cosa è successo? È successo che qualcuno si è messo a organizzarlo concretamente questo viaggio, quindi sono partiti, mi corregga se sbaglio, circa 200 pullman turistici. È lì che voi notate, come dire, per quanto riguarda l'Associazione delle Imprese Viaggio e Turismo, l'abusivismo. È così? Esatto, corretto. Sarebbe bastato una volante della Guardia di Finanza che legittimamente avrebbe potuto chiedere ai clienti paganti con quale metodo hanno pagato questa gita, quindi niente di più semplice, per elevare le contravvenzioni e denunciare gli organizzatori agli enti preposti. Andando sul fenomeno proprio dell'overtourism, peraltro noi già studiamo da tempo questo fenomeno, e laddove gli enti, i comuni, i parchi ci interpellano, ovviamente diamo dei suggerimenti
per far sì che questo fenomeno venga contrastato. Io sono orgogliosamente di origine madonita, quindi parliamo di Sicilia. Purtroppo questo fenomeno si verificava anche nel territorio di Piano Battaglia, allora lì è stato fatto, come dire, si è limitato l'accesso ad un massimo di vetture a bus proprio per contrastare il fenomeno. Quindi io invito sempre gli enti preposti, visto che il turismo è materia delicata e bisogna avere le conoscenze, noi siamo sempre disponibili a confrontarci con qualsiasi tipo di istituzione per valorizzare il territorio e far sì che questo fenomeno possa essere contrastato. Oh, ecco, ma parliamo appunto della Sicilia. Lei ha fatto benissimo a introdurre Piano Battaglia per quanto riguarda l'Etna, poi ci dica eventualmente se ci sono anche altre località che riguardano la nostra regione con fenomeni di overturismo. Ma il problema lì a Piano Battaglia non riguarda obiettivamente, mi pare di capire, nessuna, come dire, influencer. Quello è proprio l'amore per l'Etna, l'amore per la neve, la passione degli sciatori, che però come dire, ha fatto mettere in evidenza delle carenze. È così, Glorioso. Quali carenze? Allora, diciamo che purtroppo questi flussi non gestiti manifestano ancora di più le carenze che si possono avere in termini di servizi di recettività, da quello che possono essere banalmente i bagni pubblici o altro, quindi mettono in crisi totale diciamo, la località. Peraltro ci sono alcuni territori, io penso appunto alla montagna, ma anche alla località di mare, dove come dire, dei flussi non gestiti provocano soltanto danno. Aggiungo peraltro che questo turismo, questo tipo di turismo purtroppo porta pochissima ricchezza o nulla nelle località, perché di fatto è un turismo mordi e fuggi che porta problemi legati alla rete viaria, traffico, spazzatura, ma di fatto lasciando molto poco alle attività locali quali ristoratori, bar e quant'altro, perché essendo appunto un turismo mordi e fuggi, sfrutta, mi permette, diciamo tra virgolette, la località, ma senza avere un impatto economico positivo. Certo. Qual è, secondo lei e secondo la FIABET, la Federazione Italiana dei Viaggi, delle imprese del turismo, il rimedio? Il rimedio è un confronto delle istituzioni con le nostre organizzazioni per far sì che questi flussi vengano gestiti in maniera idonea e per cercare di, come dire, spalmare la quantità di persone che desiderano visitare la località nel tempo, quindi cercare di limitare diciamo con degli strumenti che sono anche limitare gli accessi in determinate località in determinati periodi, anche imponendo un massimo di visitatori. È chiaro che noi, come dire, programmando per tempo, perché diciamo tutto quello che è l'aspetto di programmazione non viene improvvisato da una settimana all'altra, ma spesso si pensa con mesi, se non addirittura con anni d'anticipo, quello che possono essere il numero di visitatori a gestire la località, confrontandosi con appunto gli enti preposti alla tutela del territorio, per far sì che i flussi vengano spalmati. Un altro fenomeno diciamo preoccupante, penso a Palermo, penso a Catania ad esempio, è anche quello croceristico. Basti pensare la quantità, ormai lei sa benissimo che queste navi sono dei paesi galleggianti, anche lì spesso si fermano soltanto per un giorno, lasciando di fatto poca ricchezza al territorio, ma invadendo le città, provocando anche lì problemi di organizzazione relativamente a spazzatura. Pensi lei, diciamo,
2.000, 3.000, 4.000, 5.000 persone che scendono in un solo giorno, la quantità di spazzatura che possono lasciare in città, tema sul quale in Sicilia, diciamo, abbiamo particolari problemi. La ringrazio molto Gianluca Glorioso, che è presidente regionale della FIAVET, Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, quindi da Roccaraso, questo fenomeno generato da una influencer su TikTok, siamo passati poi a quello che si chiama ormai overturismo, o il turismo in Dottore eccesso. Cucuzza, mi permetta Prego. soltanto di sfruttare questo spazio, per il quale vi ringrazio, per invitare tutti gli enti preposti al controllo del territorio, quindi mi rivolgo prevalentemente alla Guardia di Finanza, come dire, avere un maggiore controllo e nell'ascoltare maggiormente la nostra organizzazione FIAVET, che dà voce a tutti gli agenti di viaggio siciliani e italiani, proprio per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, che, come dicevo prima, impatta inevitabilmente sull'erario e non tutela affatto i clienti dal punto di vista assicurativo ed organizzativo. Quindi mi scusi se l'ho rubato qualche secondo, ma desideravo lanciare questo appello, purtroppo spesso inascoltato. Non si preoccupi, con questo appello chiudiamo anche il nostro collegamento. Grazie ancora a Gianluca Glorioso, e adesso facciamo una breve pausa. Tra poco sarà con noi Totino Lamantia, che è protagonista di Miseria e Nobiltà al Teatro Musco di Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Grande momento a Buongiorno Sicilia, cari amiche e amici in ascolto, con Totti e Totino, protagonisti a teatro, al Teatro Musco di Catania, Miseria e Nobiltà, un grande classico di Scarpetta, e poi reso celebre anche da Totò, del famoso film. Benvenuti. Grazie. Buongiorno Sicilia. Ciao, buongiorno Sicilia. Allora, Totino è felice, mentre io sono contento. Tu sei cos'è? Tu sei Io sono Pasquale. Il fotografo. Esatto. Qual è il vostro ruolo? Allora, io sono Felice Cianciamocca, che è proprio lo scrivano, che convive con lui e con tutta la sua famiglia e con la mia famiglia nella estrema Oggi povertà. si direbbe sono famiglie allargate. Quelle erano famiglie consumate, perché non avevano proprio... Io sono Pasquale, credo che nel film non ci sia neanche un cognome, sono Pasquale. Faccio il fotografo e anch'io vivo di stenti, perché chiaramente sono famiglie molto molto poco abbienti, e quindi sbarcano il lunario fino a quando, la storia la conosciamo, non arriva un matrimonio o un amore fra un marchesino e la figlia di un cuoco arricchito, e allora questi due vengono chiamati a rappresentare la famiglia. Qualche immagine lì vediamo al Teatro Musco, dove loro sono di scena già anche stasera, e fino poi al sabato, 23. domenica, fino a domenica 23. E allora lì che succede poi? Succede senza poi... dire tutto, ma succede lo spoileriamo tutto chiaramente. Vabbè, diceva Totti, la storia la sanno tutti, poi partecipano a questa diciamo pagliacciata di diventare i parenti del nobile, si fingono nobili, non avendo la capacità. Una cosa che c'è da dire è che è una commedia fatta e strafatta da tutte le compagnie. Qui, grazie alla regia di Giampaolo Romania, abbiamo avuto un tocco di regia che è tra il teatrale e il cinematografico. Per cui non ci sarà la casa povera e la casa ricca, ma ci sarà una scena che cambia in scena. Che bello! Capito? Proprio cioè quello che fa la telecamera alla macchina da presa nel film, nel cinema, lui l'ha trasportato nel teatro, quindi ci sono dei flash in cui certe scene vengono non frizzate, ma vengono stoppate per favorire un altro cambio di luce,
quindi un'altra scena. Molto interessante da vedere. Ma fantastico, perché è proprio quasi un'illusione ottica. Esatto. Tu immagina che c'è la casa illuminata, poi scendiamo dal praticabile e siamo per strada che accolgo quello che deve scrivere la lettera. Tutto questo con una compagnia teatrale eccellente, Eccellente, veramente. con degli attori sì. molto molto bravi, molto Dicevamo bravi. la regia di Giampaolo Romania, che è veramente Produzione una marcia in ABC più. Angelo Musco, ci teniamo a dirlo, certo. grazie ai quali siamo al 3° anno di produzione, questa è già la 3ª produzione che facciamo insieme con questo prestigiosissimo gruppo. E allora qui c'è Giuseppe Balsamo, Sì. David Cannavò, Barbara Gutowski, Giovanni Maugeri, Elena Melardi, Luca Micci, Maria Chiara Pappalardo, Loredana Scalia e Viviano Toscano. Mi sembrava l'appello di scuola. Ed è bellissimo perché è un team. Più che una compagnia teatrale siamo Che vuol veramente dire un team? No, lo so, squadra, però... Team nel senso che siamo veramente uniti nel lavoro, col piacere di lavorare insieme e collaboriamo l'uno con l'altro. Uno è assistente dell'altro. Ed è una cosa veramente bella. C'è bella collaborazione. Grazie a Giampaolo Romania, che dicevo, oltre ad essere un bravo regista, ha la capacità di creare la famiglia all'interno del lavoro ed è una cosa bellissima. Questo è bellissimo, non succede sempre, vero? No, anzi. Nel nostro lavoro non succede quasi mai. C'è molta rivalità. Tu ne sai qualcosa. C'è molta rivalità, molta competizione. Va bene, ma parlatemi allora, questo spettacolo va avanti fino al 23. Sì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Sono 6 repliche repliche settimanali per 3 settimane. Fantastico. E poi andremo in giro. Ah, ecco, per questo tutta la volevo dire. Sicilia. Poi dopo avete È prevista una piccola tournée siciliana, poi ci fermeremo perché abbiamo un altro progetto in itinere con una televisione regionale, non so se tu ne hai sentito parlare mai, di Antenna Sicilia. Noi è da poco che ci collaboriamo. Ci lavoriamo da poco, adesso a marzo saranno 26 anni che collaboriamo con queste 26 gloriosissimi anni. Veramente. Belli, insomma, qui siamo a casa. Preannunciare sempre col beneficio di inventario che partirà la 4ª serie della nostra serie di polizia, Toti e Totino la serie. Il commissario cominceremo. e la gente Pirigò. Partirà quando comincia? E speriamo con scaramanzia, speriamo no. Vabbè, allora diciamo un'altra cosa, la tournée siciliana. Sì. Toccherà qualche allora, teatro no, siciliano. c'è Giarre, c'è Acireale, c'è Sant'Antonio, Comiso, insomma, e poi sai com'è, man mano vengono. Ma ci sono, come dire, differenze nella versione classica di Scarpetta, poi al cinema con Totò e voi? Allora, noi abbiamo fatto Miseria e Nobiltà tantissimi anni fa con un'altra produzione palermitana, e lì l'abbiamo fatta chiaramente come è classicamente farla, in maniera tradizionale. Quindi abbiamo rispettato i canoni teatrali. Qui, come ha detto Totino, abbiamo fatto, cioè a Giampaolo Romania, ha fatto una trasposizione dal cinema al teatro, rimanendo quasi fedelmente vicino alla realtà quella cinematografica. E il linguaggio? Ogni tanto qualcosa in siciliano? Totalmente in italiano. Direi niente, proprio quasi zero. Totalmente in italiano. E questo perché è una scelta di fedeltà? Una scelta di regia, sì. Proprio perché questa commedia è stata fatta in tutta Italia, e dove è stata fatta è stato usato sempre il dialetto. E in questo caso non abbiamo voluto dare C'è un'altra verità. verità, nessuno credeva che Totino sapesse parlare l'italiano. Allora io ho detto, ragazzi, dobbiamo sfatare questo preconcetto, non è possibile. E come infatti siamo tornati indietro nel tempo, ai tempi di Boncompagni, io c'ho l'auricolare. Tipo c'è una battuta nella quale quando dice Stocio facendo, e Totino gli corregge Stocio. Si dice Stocio? Stocio, io dico Stocio. Beata l'ignoranza. Stassi facendo. Questo per la precisione del linguaggio. Cioè, io scrivano, lui fotografo, ma all'inizio della commedia ci dichiariamo che io sono uno scrivano per dire e lui un fotografo tanto bello, anche lì non funzionava, per cui però sono due mestieri, come dire, importanti in un ambiente quale quello che avete descritto. Io che correggo, quello mi dice Stocio, io Stassi. Tu foto che io foto che cosa? Che una foto che ho fatto l'ho fatta a una defunta per una cosa funebre, e la fotografia non è neanche venuta perché lui ha bruciato il rullino. Allora gli doveva portare la foto per mettere nella tomba, gliel'hanno messa bianca, non c'era niente, lui ci ha scritto non voleva essere fotografato.
Ce ne sono di tutti i colori, veramente. È da vedere perché anche se è conosciuta, Plauto si ripete da 2500 anni ed è sempre in scena. Miseria e nobiltà, noi fra 2500 Plauto anni... è uno dei coautori di Miseria e Plauto, nobiltà. sì, esatto. Noi fra 2500 anni saremo ancora qui a fare Miseria e nobiltà. Bellissimo. Senti, ma c'è un senso al di là della comicità, una morale? Sì, la morale è quella che, insomma, nasci dalla povertà, ti inventi ricco, assaggi questa cosa, ma sempre lì, cioè il povero purtroppo se non riesce a esplodere poi è una finzione. È una finzione. Diceva Totò nel film, in chiusura diceva: non voglio onori o titoli né diventar signore, ma rimanere del pubblico fedele servitore. Bellissimo. E questa è la somma di tutto quanto. E poi è un servizio per lo spettacolo, per il pubblico. Volevamo, Toti ed io, fare i complimenti a un nostro collega di questa troupe che si chiama Matteo. Ed è il bambino che fa Vincenzo Meppata. Ed è veramente bravo Matteo. Famoso. Pensa che lui chiude la battuta di chiusa della commedia, l'abbiamo affidata a lui. E io alla fine dico: ma scusa, non lo dovevo dire io questo. Bravissimo, bravo Matteo, bravo. Allora, stasera ovviamente sei invitato, Michele. Grazie mille, ci sarò stasera, venerdì, ore 21, Teatro Musco di Catania, e così avanti, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Sabato la doppia e domenica pomeridiana. Fino al Michele, 23. noi non vogliamo fare la pubblicità, quella mera pubblicità, ma abbiamo assai debito, aiutate. Veniteci a trovare, Teatro Angelo Musco Catania. Grazie a te, Totino. Buongiorno Sicilia. Grazie Michele. Allora, breve pausa, poi dopo un libro molto bello, Liberi di guarire. Grazie ancora a Toti e Totino. Grazie. Bellissimo. Siamo con Giordana Proto, medico olistico, benvenuta. Buongiorno. Autrice di questo importante libro che si intitola Libera di guarire, edizioni Bookmess. Importante perché parla di una guarigione, ma dà anche una serie di indicazioni, è vero Giordana? Innanzitutto buongiorno e buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il libro è la storia della mia vita e dell'uscita dal tunnel della malattia, nel senso che racconto tutto quello che ho vissuto da piccola fino ai 35 anni di età, dove sono stata a contatto quotidianamente con delle malattie recidivanti, quindi non tanto la gravità della malattia quanto la costanza della malattia. Il ritorno, il fatto che fosse recidivante e che quindi non ci fosse mai un momento di serenità. Durato 35 anni quasi. È durato 35 anni perché ho iniziato a stare male alla nascita. E da lì tutto parte dall'intestino e dalle patologie autoimmuni, questo corpo non riusciva mai ad essere sereno e da lì ci sono tanti impatti di natura emozionale, di natura strutturale, di natura funzionale organica. Quindi è toccante la storia, la vicenda, naturalmente anche sul piano umano prima di tutto, però poi a un certo punto c'è quasi una scoperta adesso, senza arrivato a un certo esagerare. punto capisco che oltre alla medicina allopatica tradizionale forse devo andare a cercare altro, cioè cercare di lavorare anche sulle emozioni e di sfruttare tutto quello che la natura oggi ci offre, quindi la fitoterapia, la floriterapia, la micoterapia, mettere insieme una serie di elementi che oggi abbiamo, anche quello dell'autoguarigione, e mettendoli insieme ho scoperto che il connubio medicina allopatica e medicina naturale era vincente e così ho iniziato a stare bene. Oh, che bello, siamo felici naturalmente e si vede anche che sta bene, ma forse la novità rispetto di questo libro, rispetto ad altre pubblicazioni precedenti, è il connubio, perché finora si diceva no, l'allopatica, l'omeopatica, piuttosto le cure alternative separate, invece qui c'è qualcosa di nuovo. Sì, esatto, io non credo assolutamente che le due medicine possano vivere in maniera separata. Io credo fortemente che invece sia l'unione a creare poi la guarigione nel paziente ed è quello che offro oggi a tutti i miei assistiti, cioè unire l'aspetto farmacologico insieme a dei medici con i quali collaboro, io collaboro tra l'altro col Policlinico San Marco di Catania, insieme alla medicina naturale. È proprio l'unione delle due
che porta al risultato. Quindi se c'è una patologia in atto, noi abbiamo bisogno di curarla col farmaco, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di dare un sostentamento attraverso l'alimentazione, attraverso la floriterapia e quindi dal punto di vista emozionale, attraverso l'utilizzo delle piante e quindi della fitoterapia, unirsi ad altri professionisti, per esempio un osteopata, un fisioterapista, un psicologo, cioè creare una sorta di tavolo nel quale al centro c'è il paziente e tutti noi insieme siamo lì per aiutarlo e per farlo uscire dal tunnel dove io sono stata tutta la vita. È questo che generalmente si indica come approccio olistico? Esatto. Che vuol dire? Cioè, al di là Olistico vuol dire olos, tutto. Tutti insieme, quindi mettere insieme tutto quello che il nostro corpo ha. Il terreno, la struttura, le emozioni, l'alimentazione, non possiamo essere settorializzati, cioè una volta si andava dal gastroenterologo, ok, il gastroenterologo faceva la diagnosi prettamente funzionale a quella che è la sua preparazione, ma non parlava mai con l'internista piuttosto che col psicologo o con la nutrizionista. Il mio obiettivo è quello di mettere insieme, e negli ultimi anni ce l'ho fatta e sono molto felice per i risultati che stiamo portando oggi, mettere insieme i professionisti, essere un po' il direttore sanitario del paziente, metterli insieme e portarli fuori da quelle che sono le malattie recidivanti. Complimenti anche per questo, oltre naturalmente al recupero della salute. Ci vuole fare qualche esempio? Le ho sentito parlare di, sbaglio, fiori, piante, Sì, cioè, sì. Che vuol dire adesso, Allora, con noi- tutto il rispetto e la serietà del caso? Noi abbiamo la possibilità di sfruttare ciò che la natura ci ha dato, ok? Parliamo per esempio della melissa, che è una cosa abbastanza comune, o la malva, da utilizzare nelle infezioni recidivanti del tratto urinario, no? O nelle gastriti, perché è una pianta emolliente che ci aiuta nella protezione della vescica. Piuttosto spessissimo si parla di finocchio, semi di finocchio per la digestione, quindi utilizziamo degli strumenti che possano attivare all'interno del nostro corpo un sistema di aiuto. Nello stesso tempo la stessa cosa lo fanno i fiori, che lavorano invece sul piano sottile, sul piano emozionale, quindi utilizzare Anche dei fiori. quello conta. Quello conta tantissimo. Noi abbiamo un asse che si chiama asse intestino-cervello, ok? Il nostro cervello e il nostro intestino sono strettamente collegati. Tutto ciò che noi pensiamo è collegato alla nostra pancia. Perché i bambini da piccoli dicono, quando non vogliono andare a scuola, hanno un problema o un mal di Ho mal di pancia? pancia. Perché il sentire del bambino è nella pancia. E poi tra l'altro noi abbiamo nel microbiota intestinale dei lattobacilli che producono neurotrasmettitori cerebrali tipo il GABA. Quindi questa correlazione è fondamentale. E quindi ecco qui il ruolo dei fiori. E qui il ruolo Cioè, dei fiori che aiutano dal punto di vista emozionale. I fiori, abbiamo una floriterapia che serve un po' ad aprire il cassetto delle emozioni e poi a metterlo in ordine, e altre tipologie di floriterapia che invece vanno direttamente sull'emozione del momento. Esempio, chi ha paura di volare, ok? Può utilizzare dei fiori che calmano e che fanno stare sereni e che fanno E che vuol attraversare dire, il viaggio. scusi, la interrompo, utilizzare, vedertene in casa o farci Nel qualcosa? senso di, intanto quello che io suggerisco sempre è di affidarsi a un terapista, una naturopata che abbia studiato certo. la floriterapia, ok? Quindi saremo noi a suggerire quali sono i fiori più corretti per la problematica, crisi di panico, piuttosto che paura di viaggiare, piuttosto che stress elevato con produzione elevata di cortisolo. Tutto questo ovviamente non può sostituire il farmaco, ma può aiutare insieme al farmaco. E che si fanno? Sono delle gocce. Sono delle gocce, gocce. Adesso esistono addirittura anche dei roll-on da applicare Che sono? sulla pelle, e rilasciano queste sostanze Come a base di dei- fiori, come se fosse una crema. Una crema. Rilasciano queste sostanze a base di fiori che sono molto calmanti, Beh. nel caso in cui ci serve qualcosa di calmante, ma può esserci anche qualcosa che serve a parlare, per esempio professionisti che hanno bisogno di avere sempre una comunicazione eccellente. E per questi che cosa suggerite? Sempre dei fiori. Fiori? Sempre dei fiori. I fiori sono di grande aiuto anche perché hanno un impatto veloce.
Quindi ci aiutano subito. Poi ovviamente per ogni persona bisogna creare un supporto personalizzato, cioè quello che va bene per lei non va bene per me e non va bene per come tutti si fa i a nostri stabilirlo telespettatori. questo? Si fanno delle consulenze personalizzate, quindi io mi occupo di vedere il paziente attraverso l'ascolto, attraverso il bisogno, poi si fa un supporto personalizzato. Nel momento in cui c'è una diagnosi medica, ovviamente il medico chirurgo segue la parte funzionale al farmaco, io seguo la parte naturale. E quindi il professionista si chiama medico olistico? Si chiama medico olistico naturopata. Io sono laureata in Svizzera e quindi sono laureata in scienze olistiche e sono dottore in scienze olistiche. In Italia ci sono dei colleghi che invece hanno proprio dei corsi e si chiamano naturopati. Questo è il professionista o la professionista a cui bisogna rivolgersi, non... Non un fai da te, non dottor Google, non un fai da te, perché ricordiamoci che le piante hanno un potere importantissimo e molto forte, il farmaco viene dalle piante, quindi non bisogna abusare nell'utilizzo della fitoterapia. Non si può dare un fitoterapico a caso, bisogna studiare il paziente, capire cos'ha, andare a vedere che farmaci assume, se le piante possono creare una problematica insieme al farmaco. Quindi, questo è fondamentale. Io collaboro con l'ospedale proprio nei pazienti dove noi abbiamo una difficoltà nell'assunzione per esempio di alcune tipologie di farmaci a causa delle allergie e dobbiamo utilizzare dei fitoterapici da mettere al posto da far potenziare quello che magari loro non possono assumere. Quindi attenzione, rivolgersi sempre ai professionisti, perché è importantissimo tra l'altro come la fitoterapia può modificare o addirittura eliminare il potere del farmaco. E quindi altro che controindicazioni. Siamo attenti, è importantissimo. Quindi è importante rivolgersi a professionisti come lei, che abbiano fatto anche questo. quando si vuole fare o integrare la medicina, chiamiamola tradizionale, con quella... Con la medicina olistica, con la medicina complementare. Oggi si chiama medicina complementare, anche in pediatria utilizziamo tantissimo la medicina complementare. Per esempio per la pediatria? Nelle infezioni recidivanti dei bambini, per esempio delle vie aeree superiori. Quindi bambini che spesso soffrono di riniti, bambini che spesso soffrono di continue infezioni di natura virale. Abbiamo tante piante, abbiamo tanti oligoelementi, abbiamo tante sostanze che possono aiutare in queste recidive. Quindi insieme al medico io collaboro, soprattutto in pediatria, per riuscire a far sì che questi bambini non abbiano infezioni recidivanti costanti. Quindi lavorare anche su che cosa? Sul sistema immunitario, cioè far sì che questo corpo abbia delle ottime difese si rinforzi, e si rinforzi. Noi comunque abbiamo un concetto di autoguarigione enorme nel nostro corpo, cioè noi nasciamo con questo, il nostro corpo è stato strutturato per difendersi e per guarire. Perché spessissimo la medicina olistica è un po' anche la medicina di una volta, dove il medico guardava la lingua, chiedeva di vedere le feci, di conoscere l'odore dell'urina. Questi sono tutti segnali importantissimi che poi spesso nel tempo sono stati trascurati. Ecco, io mi definisco un po' un ritorno alle origini, con nel frattempo la fortuna di poter lavorare con dei medici invece che utilizzano degli strumenti super innovativi. Questo connubio è un connubio vincente, perché non solo mi ha portato oggi a non essere malata, ma seguo tantissime persone in Italia e all'estero e siamo riusciti proprio con questo team a tirarli fuori dal chiamiamolo così, buio e ritornare alla luce. Bellissimo, complimenti e grazie per averci raccontato non solo la sua esperienza personale, ma quello che potrebbe essere utile a tutti noi. Giordana Prodo, medico olistico, libera di guarire, editrice Bookmess. Tanti auguri per il suo lavoro e per quello che fa per tutti noi. Adesso facciamo il momento dell'almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi 7 febbraio si celebra la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Ricorrenza istituita nel 2017 su iniziativa del MIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola,
per ridurre le manifestazioni violente e intenzionali di tipo verbale, fisico e sociale da parte di un singolo o da più persone, anche online. Si tratta di fenomeni che esprimono scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è ritenuto diverso per etnia, religione, caratteristiche psicofisiche, orientamento sessuale o particolari realtà familiari. Questa giornata riveste un'importanza basilare nel far prendere coscienza riguardo un problema sempre più diffuso e preoccupante in tutte le sue forme. Ma sapete come funziona il Wi-Fi? Il sistema Wi-Fi usa delle particolari onde per consentire ai dispositivi, tra cui telefoni, cellulari, computer, stampanti e TV intelligenti, di creare connessioni e scambiarsi dati. Si possono usare due bande di Wi-Fi, 2,4 GHz coprono un'area vasta ma possono andare incontro a interferenze da parte di altri dispositivi, mentre 5 GHz offrono un trasferimento dati più rapido ma fanno fatica a penetrare negli oggetti solidi come le pareti. Eccoci nuovo in diretta, passiamo la linea a Emanuela Corsi per qualche spigolatura ancora sui quotidiani. Sì, allora vediamo Repubblica, Michele, perché il gennaio 2025 batte tutti i record, è stato il mese più caldo di sempre. L'ansia degli esperti con la Niña, speravamo in un raffreddamento dopo un 2024 che è stato bollente e invece no, questo sempre per effetto del riscaldamento globale, siamo saliti di 1,75 rispetto all'epoca preindustriale, cioè rispetto alla media dei mesi di gennaio tra il 1850 e il 1900. E poi restiamo sempre su questa pagina e Musk vuole impossessarsi dei dati sul clima degli scienziati, così mette a rischio l'umanità. Pure sul clima. Pure sul clima, ovunque. E qui ci sarà un po' da preoccuparsi effettivamente. Poi vediamo anche un'altra notizia, abbiamo detto che Carlo e Camilla sono in Italia. Da Ravenna a Roma, prima volta da re, il sovrano britannico ad aprile andrà anche dal Papa e lui e Camilla pensa che festeggeranno il 20° anniversario, quindi una coppia ormai longeva. 5 visite in Vaticano fatte dal 1985 da Carlo, capo della Chiesa anglicana, ricordiamo, per favorire il dialogo interreligioso. 60% l'attuale indice di popolarità di Re Carlo nel Regno Unito, secondo invece un sondaggio effettuato da YouGov, è salito comunque nei sondaggi. Carlo piace, siamo al 60%, però insomma è una buona media. Bene, grazie a Emanuela e oggi facciamo gli auguri di buon compleanno a Vasco Rossi, è nato il 7 febbraio del 1952. Tra le sue canzoni più famose c'è Un senso, lo sapete benissimo, fa parte del suo album Buoni o Cattivi del 2004. Con Un senso vi lasciamo e vi auguriamo buongiorno Sicilia, dandovi appuntamento a lunedì prossimo. Un senso.